A Roana, sull'altopiano, si sono giocate le finali di Under 16 maschile della provincia di Vicenza. In campo per il titolo Accessorio più Schio ed Altair. La vittoria è andata agli scledensi, che si sono imposti per 3-1, confermando ancora una volta il primo posto provinciale. Sinceramente è stata una finale provinciale bellissima, per un 7,5, ma anche fino alla fine si è vista una grande pallavolo, secondo me, a livello giovanile di Under 16. Dicevo infatti agli amici di Vicenza, dell'Altair Bassano, specie questa fusione, che sinceramente se continuano al ritmo che hanno mantenuto in alcuni set si potrebbe anche arrivare a una finale regionale fra vicentine. Il risultato raggiunto per i ragazzi di Schio è frutto di un lavoro iniziato assieme alcune stagioni fa. Abbiamo lavorato bene con la squadra, poi abbiamo continuato a giocare insieme sia anche quando eravamo under 15, quindi abbiamo mantenuto la stessa squadra sempre. È stato un buon risultato, siamo tanto contenti. I secondi classificati dell'Altair, pur avendo ben figurato, hanno patito la tensione di una finale. Visto la struttura della nostra società lo definirei abbastanza un risultato positivo e la finale è stata una partita molto sentita da tutte e due le squadre. La nostra, meno blasonata, diciamo, ha una componente di soffrire le partite importanti, mentre lo Schio è un po' più abituato di noi. I giocatori dell'Altair sono consapevoli che probabilmente quest'anno si poteva ambire a qualcosa di più. Abbiamo giocato abbastanza bene, potevamo giocare molto meglio, però forti loro, sempre stato forte lo Schio. E peccato, perché potevamo proprio giocarcela. Per quanto riguarda invece la finale per il terzo e quarto posto, la vittoria è andata al Cornedo Vicentino, che ha festeggiato la medaglia di bronzo provinciale in Under 16 maschile. Per noi essere arrivati terzi è comunque un buon risultato, avevamo una buona squadra, abbiamo fatto un buon campionato, abbiamo perso poche partite, poi comunque avevamo davanti due squadre sicuramente di caratura più alta e comunque quello che meritavamo abbiamo fatto. Quarto posto infine per i ragazzi del Torre Belvicino, soddisfatti del piazzamento a livello provinciale. Il risultato è buono, nel senso che noi con questa squadra siamo partiti non molti anni fa e siamo riusciti comunque ad arrivare quarti in una realtà di Torre dove, avendo anche Schio vicino, è difficile riuscire a portare ragazzi, perché Schio fa da catalizzatore, diciamo, del settore giovanile. Comunque la realtà è buona perché abbiamo portato l'Under 18 che è arrivata terza alle provinciali, l'Under 16 è arrivata quarta, poi abbiamo un Under 13 e un Under 12 e abbiamo un bel settore mini volley, quindi non ci si può lamentare. Le finali di Under 16 maschile di Vicenza si sono tenute a Roana, dove opera la Pallavolo Cesuna, realtà che fa giocare a pallavolo più di 100 ragazze. Svolgiamo l'attività sostanzialmente sull'altipiano, però ovviamente abbiamo bisogno di andare in pianura per svolgere i campionati provinciali. Partiamo dal mini volley, gioca volley, abbiamo un Under 12, un Under 13, un Under 14, una 16, un Open 20, diciamo 20 anni, più la seconda divisione femminile e la seconda divisione maschile. Ed infine, voce al Comitato Provinciale FIPAV di Vicenza ed in particolare al presidente Davide De Meo. Noi siamo contenti di essere ospiti di questa città, di Asiago e di Roana, che già per il terzo anno consecutivo ospita delle finali dei nostri campionati. Sono gente di un'ospitalità incredibile, per cui ci danno a disposizione i loro impianti con grande disponibilità e soprattutto con la finalità anche di dare un impulso alla pallavolo in una località dove gli sport invernali naturalmente la fanno da padroni.